Buongiorno a tutti e benvenuti alla Pala Franchetti. Qui Alessandro Torre per la seconda di campionato Serie 2 Elite Mestre Fenice Pordenone, la seconda di campionato con le due formazioni che hanno ottenuto lo stesso risultato, pareggio alla prima, e qui con me oggi a commentare questa partita ho l'immancabile mister Antonio Candeo. Buongiorno. Ciao, buongiorno mister. a tutti. Buongiorno a tutti. In regia Marino Boato che ci aiuta con le immagini, e manca veramente poco, e prima di partire volevo dare un attimo contezza dei 12 da una parte e dall'altra, iniziando sempre per dovere di ospitalità con il Neroverdi del Pordenone, Vascello, Micla, Della Bianca, Grzeli, Bortolin, Coren, Minatel, Stendler, Morson, Zanolin, Bigaran, Catto. A disposizione mister Ervatin. Per quanto riguarda invece il Mestre Fenice di Odoardo, Uenu, Gagliani, Vailati, Guariento, Ruzzene, Mazzon, Crescenzo, Bui, Franceschini, Castiglio e Genovesi, a disposizione di mister Mirko Vecchiato, con Luca Mastrogiovanni che deve scontare l'ultima giornata di squalifica per un'espulsione ancora della stagione precedente. Ne aveva fatte 3, ne ha già scontate 2. Mister Candeo, allora ci rivediamo dopo i playoff dello scorso anno, qui al Franchetti. Che stagione sarà? Immagino sia una stagione importante, bella, dalle prime partite che abbiamo visto nella prima giornata e anche la partita di ieri. È un campionato che secondo me al momento non ha una squadra favoritissima, ma ha tante squadre che si sono attrezzate per fare dei buoni risultati. Un po' tutti hanno mantenuto, quasi tutte le squadre, una ossatura dell'anno scorso. Anche le due formazioni di oggi hanno una ossatura importante dell'anno scorso, due allenatori che conoscono bene il modo dei giocatori, e hanno inserito soprattutto anche la Fenice Venezia Mestre, dei giocatori giovani del settore giovanile. Io credo e spero sia un campionato che sia esaltante, perché non ha una squadra ammazza campionato, ma sia giocata in tutte le giornate. Si è iniziati quindi, buon 2025-2026 Serie 2 Elite. Attenzione subito con Gagliani sulla destra che cerca di allargarsi, e c'è il salvataggio sulla linea di Grzeli. La prima occasione subito alla neanche un batter di ciglia, 16 secondi. Il Pordenone è andato subito a pressare altissimo sul portiere, è saltata la prima linea di pressione, e la Fenice Venezia Mestre è riuscita a mettere nelle condizioni di calciare in porta. Ne è riuscito quasi un passaggio sul secondo palo, che è stato intercettato però da un giocatore sì, dovrebbe essere stato Grzeli, credo. Qui reclamano un tocco di mano, ma insomma era troppo, esatto, ravvicinatissimo. Mestre Fenice che deve scontare l'assenza pesante, perché oggi tra le fila dei bianco-arancio non c'è Bebetigno, l'esperto universale classe 86 brasiliano, che era andato in gol anche a Merate la settimana scorsa, quindi però è salito un giocatorino interessante, perché c'è un certo Alessandro Guariento classe 2008 che sicuramente meno esperienza rispetto a Bebetigno, che fra l'altro ha segnato il primo gol della stagione per la Fenice Venezia Mestre la settimana scorsa. Sì, sembra aver avuto un piccolo problemino muscolare, vista i problemi che ha avuto l'anno scorso hanno preferito non rischiarlo e mettere in campo questo giovane promettentissimo, che da un paio di stagioni sta facendo molto bene sia a livello di squadre di settore giovanile, ma anche con la seconda squadra che disputa il campionato di C. Quindi sicuramente ci sarà da aspettarci da lui, se non in questa prima gara, ma comunque un campionato che possa vederlo protagonista, come lo è stato nelle ultime stagioni Ruzzene o come Bui. Nel frattempo si sta facendo notare anche il Pordenone, un recupero di Gagliani sul Zanolin, e poi c'è un fallo, il primo fallo della partita a 1:15 di gioco. Questa stagione che ha un'assoluta novità, Antonio, tutte le partite della 2 Elite in diretta sul canale YouTube della divisione. Una grande opportunità secondo me, anche per il grande pubblico, siccome sono tutte libere, di apprezzare ancora di più il futsal. Sicuramente negli ultimi anni, anche a livello proprio televisivo, qualche anno fa con
solamente le società potevano far vedere le loro gare su Facebook, però adesso la possibilità di vedere tutte le partite in diretta ti dà la possibilità a tutto il pubblico di assistere a questo spettacolo. Che attacca ancora. Allora, uno spettacolo che, come apprezzo, non è la mia, ma dice il futsal non è finita quando non è mai finita fino a che non è finita, no? La settimana scorsa la Fenice Venezia Mestre vinceva 3-0 e alla fine gli avversari sono usciti senza, si è riuscito a pareggiare negli ultimi minuti, ma la stessa cosa è successa anche al Pordenone, c'è il che fallo, vinceva 3-0 e poi è stato recuperato, c'è stata una serie di situazioni che si alternavano. Però ecco, ciò significa che nel futsal non è mai assolutamente finito. Peccato per la Fenice Venezia Mestre la settimana scorsa, che è proprio Mestre Fenice. Che sono ancora a pochi minuti dalla fine, stavano vincendo 3-0. È bravo il Merate che col portiere di movimento è riuscita a recuperare. Attenzione, conclusione di Koren, ed è Uenu che la prende praticamente in faccia mettendo il fallo laterale. È iniziata subito ad altissimo livello da una parte e dall'altra. La partita del Pordenone contro il Real Fabrica deve essere stata una partita sicuramente scoppiettante, finita 4-2 nel primo tempo a favore dei Ramarri, poi il 4-2 del Real Fabrica per un 6-6 finale. Sicuramente deve essere stata una partita incredibile quella partita lì. Ma fra l'altro negli ultimi secondi di gioco il Real Fabrica sul 6-6 ha colpito 2 pali sul tiro libero, quindi è stata una partita che aveva visto dominare nei primi minuti di gioco il Pordenone, poi il Real Fabrica è riuscito a venire fuori alla distanza e addirittura quasi ad avere la possibilità di portare a casa il punteggio pieno. Attenzione Stendler che prova la conclusione, larga alla sinistra di Diodoardo. In questo minuto e 2 minuti e 43 secondi di gioco qui al Franchetti, ancora 0-0 il risultato, allunga Bui tra le mani tranquille e sicure di Vascello che fa ripartire Della Bianca, il pallone in fondo per Stendler che ritorna indietro al suo numero 5. Adesso è Core, attenzione Bui che recupera e mette dentro. È stato un errore in disimpegno clamoroso di Koren. Bui ne ha approfittato al 3 secondi, dopo 3 minuti e 3 secondi. Da un giocatore dell'esperienza di Koren faceva fatica ad aspettarci una situazione del genere, però è stato bravo Bui a metterci il piedone e andare a mettere la palla in rete. Quindi Bui ruba palla a Koren. Sì, veramente il disimpegno lì forse non era opportuno in quel caso. Bui è stato bravo a crederci e a portarla. È stato bravo Bui, però è stato bravo altrettanto il compagno sul lato opposto che era andato a chiudere la linea di passaggio e quindi Koren è stato costretto quasi attenzione, Ruzzene 3:12, 3:22 secondi. Ruzzene ha provato il sinistro, Vascello si è allungato per mettere la palla in corner. Anche questa occasione con Bui che da calcio d'angolo Galliani non l'ha vista, forse era troppo violenta. Sì, sicuramente era troppo una palla che a volte magari prende anche lo stinco dell'avversario, riesce ad andare dentro lo stesso, ma a volte si cercano queste situazioni quando la difesa è schierata, una palla forte dentro che può essere colpita da qualsiasi giocatore. Vediamo a differenza il Pordenone fa un pressing molto alto, invece Mestre Fenice aspetta un attimino ad alzare la pressione. Il pallone in profondità, Koren che controlla la progressione di Galliani che sarebbe un back, ma vedo che non disdegna qualche puntata in avanti. No, assolutamente, anche se è un giocatore che comunque ha l'esperienza per riuscire a coprire più ruoli. E giustamente quando ci troviamo in una situazione di gioco che è all'indietro, in avanti, il suo ruolo viene coperto da un compagno in modo tale da comunque creare sempre una pressione sull'avversario che porta palla. Vediamo molto alto il Pordenone.
proprio dai primi minuti sono venuti a pressare altissimi la squadra avversaria. Allora la rimessa adesso è a favore del Mestre Fenice. Nel frattempo stiamo anche un po' combattendo con la tecnologia qui per aggiornare alcuni risultati, sulla quale non posso assolutamente darti attenzione, un aiuto. Il pallone lungo con le mani di Odoardo, per poco non raggiungeva il numero 22 bianco-arancio Castiglio, nuovo arrivo anche lui dell'estate. Ci sono stati un po' di curiosità per vedere questo giocatore. Attenzione, il pallone in profondità, il diagonale, parata di Odoardo. La grande parata di Odoardo sul diagonale di Morson quando sono passati 4 minuti e 55. La prima occasione per il Pordenone. C'è stato un diagonale di Morson, bravo di Odoardo, a distinto a respingere. Poi il secondo fallo e una buona opportunità per i friulani su calcio di punizione. Odoardo mette un giocatore solo in barriera e gli altri a chiudere le linee di passaggio. E Vailati sul secondo palo, vero? Anche, c'è un movimento da parte del Pordenone. E c'è il pareggio del Pordenone sugli sviluppi del calcio di punizione al quinto minuto. Una punizione studiata bene. Un paio il di numero 7 Bortolin. Un paio di movimenti che hanno permesso di mettere il Bortolini nelle condizioni di calciare. La palla è passata attraverso un paio di gambe, sicuramente di Odoardo l'ha vista in ritardo, è passata sotto anche alle sue. Ecco, vediamo ancora il Pordenone che si alza molto. Vascello adesso con i piedi che prova a lanciare lungo, anche fuori misura. Comunque un pareggio fino adesso che subito fa vedere quanto vivace possa essere una partita di futsal. Sì, e tutti comunque le due squadre che cercano in tutte le maniere di portare ancora Bortolin che intercetta Crescenzo per Castiglio che controlla, cerca di toccare indietro, gli ruba la palla Coren, l'ultimo a toccare è Castiglio, quindi la rimessa sarà per Pordenone. Finora è una bella partita, stiamo divertendo a vedere le due squadre che non ci stiamo annoiando. Giocano a viso aperto assolutamente, giocano a viso aperto e sono direi che le partite anche della prima giornata hanno fatto vedere che quest'anno ci sono molte squadre che giocano alte, non restano ad aspettare indietro, quindi lo spettacolo sicuramente se ne avvantaggia. A proposito di e c'è un gol incredibile, anche distratti, Vascello ha rinviato dalla propria porta, di Odoardo distratto al 5:37, il vantaggio del Pordenone. Hai usato il termine giusto, di Odoardo distratto, proprio perché non è assolutamente un gol che un portiere delle sue capacità può prendere. In certi momenti quando c'è molta aggressività da parte dei giocatori del Pordenone, adesso sono arrivati anche loro al secondo fallo. E il bello è che eravamo tutti distratti perché su quella rimessa nessuno si aspettava la rete del Pordenone. Bravissimo Vascello a crederci. Prima avevamo appena annunciato un lancio lungo fuori misura di Vascello, questa volta ha preso la porta. Ha preso le misure. Pordenone quindi che ribalta dopo il vantaggio di Bui, ribalta il risultato. Attenzione, ci prova Vailati sulla banda sinistra, poi lascia correre Stendler, ma l'ultimo tocco, no, Grezzeli, sì, l'ultimo tocco è proprio suo, sì, Grezzeli, e l'ultimo tocco è proprio suo, Vailati pronto per il corner. Anche come nell'occasione del gol è successo che passata la prima linea di pressione con un 1-2, attaccando gli avversari alle spalle, se non si è attenti a anticipare il movimento dell'avversario è facile trovarsi davanti alla porta. Qui è stato bravo poi Grezzeli ad andare a chiudere. Attenzione, è stata una situazione, una palla forte in mezzo che è stata contesa tra Stendler e Vailati e poi è uscita sul fondo. Attenzione, facciamo attenzione sempre alla rimessa di Vascello, questa volta lascia a Grezzeli e lui che cerca Stendler in profondità con Crescenzo che croppe e di Odoardo che fa ripartire Cristian Ruzzene. Vailati
e grandissima parata qui sotto la nostra postazione. Ce la siamo vista in faccia la palla precisa. Sarebbe andata in diretta, sarebbe stato veramente un boom di visualizzazioni. Vailati, Castiglio ancora per Vailati, sulla banda destra per Ruzzene, è stato bravissimo Minatella a recuperare, e Koren qui, il tocco poteva essere preciso per Grzeli e invece un po' troppo lungo. Crescenzo in profondità, il mismatch tra il numero 6 e Castiglio, si gioca anche molto fisicamente. Esatto, Vailati. Poi Cora è un giocatore che ha anche tanta esperienza. Castiglio molto probabilmente deve ancora prendere le misure con il campionato di A2 Elite, avendo fatto lui l'anno scorso il campionato di A2. Sì, c'è un po' più di fisicità, sì, probabilmente in questo tipo di campionato. È più vicino a una Serie A che a una 2 probabilmente. Sicuramente. Attenzione, Vailati che anticipa, Bui. Complimenti a Zanolin con questa ruleta, poi riesce ad andare via, Stedden ancora, esce Diodoardo e spazza, non riesce a controllare Bui, palla tra le mani di Vascello quando siamo alle 7:22, Castiglio che riesce a recuperare su Stendler, la rimessa sarà per il Pordenone, 7 minuti e 22 sul cronometro, qui al Franchetti il Pordenone sta conducendo 2-1, ha ribaltato la rete di Bui, Castiglio che recupera e prova a partire in contropiede, ancora Zanolin. Che riesce, è già la seconda volta che interrompe l'azione bianco-arancio. Zanolin che è un Enrico Zanolin, un classe 2007. Un giocatore che è anche piccolino ma veloce. È veloce, ha forza e soprattutto non tira indietro assolutamente la gamba come deve essere. Tra le altre cose in questo momento gioca con Zanolin il Pordenone classe 2007 e con un certo Thomas Minatel, classe 2005, tripletta la settimana scorsa. Sì. È un giocatore molto molto interessante, sì, mister. Molto, molto interessante, la settimana scorsa ha dimostrato di avere le qualità per riuscire ad essere bomber ed è importante in questa stagione dopo che attenzione, Bui sulla destra, cerca il traversone, ma c'è il Pordenone che riesce a recuperare. Uenu viene ammonito al 8:18. Ammonizione di Uenu per il fallo su Stendler. Dicevo che dopo che in estate ha perso Grigolon, il bomber Grigolon, sicuramente Minatel quest'anno troverà lo spazio e dovrà anche fare in modo da non fare rimpiangere la partenza di Grigolon. Sì, non uno da poco, no, tra un giocatore che ha fatto credo la storia a Pordenone esatto. in quanto a gol. Però la settimana scorsa con la tripletta ha dimostrato che il Pordenone ha bene puntato su di lui. Anche lui non è un giocatore che ha grandissima fisicità, però è un ragazzo è rapido e sicuramente anche esperienza per riuscire a partecipare attivamente, non come comprimario, ma come nel calcio d'angolo adesso Crescenzo, la conclusione, il controllo da parte del c'è un attimino adesso un po' di difficoltà da entrambe le squadre a esprimere un po' di gioco, sicuramente sono partite entrambe molto, molto forti e magari adesso un attimo di relax e di riposo ci deve essere. Ecco, è entrata molto e dura anche di Minatel, esatto, seconda ammonizione, adesso la partita è un po' più nervosa rispetto a prima. Niente di che, attenzione, no, 10:58 sul cronometro. Del resto credo che tutte le partite anche negli anni scorsi abbiano dimostrato che sia il Pordenone che il Mestre Fenice sono squadre che non mollano assolutamente niente in campo. Poi giocatori di comprovata esperienza come gli sloveni del Pordenone non lasciano assolutamente niente in maniera del tutto sportiva. Certo, Poi è chiaro certo. che
magari deve come in uscire. questo caso qua purtroppo Vailati è andato a sbattere addosso le balaustre, quindi sicuramente ha preso una buttabotta, però Vediamo se non c'era cattiveria nell'intervento da parte di sì, le balaustre sono veramente molto molto vicine qui e basta un niente per andare a sbatterci contro. Intanto Vailati per precauzione esce, si tiene il braccio sinistro, al suo posto Galliani quando sono passati 11 minuti nel primo tempo. 2-1, Wenu che cerca di liberarsi. Ecco, queste sono le giocate che cerca spesso Carlo con la sua fisicità, con la possibilità di andare a girarsi, di fare perno e di calciare verso la porta. Ci ha provato il destro, il capitano del Mestre Fenice, Luca Mazzon. Sa fare molto più male con il suo destro, in questo caso la misura non è stata precisa. Siamo quasi alla metà del primo tempo, 11 minuti e 14, 10 minuti e 46 anzi di gioco ancora sul cronometro della Bianca. Il pallone in profondità per Koren, bello il triangolo di Koren e c'è il quarto fallo per il Mestre Fenice. Attenzione, con 10 minuti e 30 già 4 falli, la situazione è in allarme. Però del resto anche il Pordenone ha 3 falli, segno proprio che le due squadre non si sono assolutamente risparmiate fino adesso. Credo che tutti i falli comunque siano falli che meritevoli anche della munizione, non falli cattivi ripeto, ma dato da grande fisicità. Vediamo adesso se il Pordenone farà di nuovo lo schema come prima della Bianca, soluzione diversa. In posizione che stavolta prova la conclusione con Bortolini che è sulla traiettoria. L'ultimo tocco è del Mestre Fenice e ci sarà la rimessa. C'era sempre lo zampino di Bortolini in mezzo. C'era, sì. Non si sono intesi i due giocatori, quindi la rimessa adesso è a parte del Mestre Fenice perché c'è stato un malinteso tra i due giocatori del Pordenone. Attenzione, Wenu che cerca di difendersi a Koren. Pallone in profondità, Vascello con le mani, Mazzon che recupera, Bui sulla sinistra per Galliani, bello il controllo e prova ad andare via e la conclusione di Morson, scusate, Diodato non è impeccabile. E a 10-10, 3-1 per il Pordenone sul Mestre Fenice. Anche questo ha fatto un bel gioco di gambe, ha calciato in porta. Ancora anche in questo gol un po' indeciso di Odoardo che anziché fare il passo in avanti ha aspettato la palla ed l'ha accompagnata dentro. Finora no, anche qui un disimpegno forse un po' troppo avventato di Galliani che, con Morson che è riuscito a prendergli palla. Poi è stato bravo a puntare, fare un gioco di gambe e a calciare in porta. Diodoardo però deve trovare un po' di tranquillità, adesso sono momenti che purtroppo un portiere contano, però la capacità di un bravo portiere è quella di superare, di tirare fuori un po' più di cattiveria, forse non ha approcciato nel modo migliore o forse quell'errore nel gol che ha preso adesso ne limita un attimino le sue parate, però sicuramente ha dimostrato nell'ultima stagione e anche la settimana scorsa di essere un gran portiere. Diciamo che ci sta anche l'aspetto psicologico a questi livelli, no? Cioè basta un attimo che tu cali la tensione per poi poter, anche perché lo sappiamo bene, l'errore dell'estremo portiere si vede subito. Esatto. Comunque, fatto sta che Pordenone meritatamente in vantaggio 3-1 qui al Franchetti, quindi dopo essere passato in svantaggio
non ha assolutamente abbassato la tensione la squadra friulana, anzi è riuscita a pareggiare con Bortolin e dopo andare in vantaggio con Vascello. Adesso con Morson la conclusione che ha battuto di Odoardo, quindi quando mancano 9 minuti e 30 alla fine del primo tempo il risultato è sul 3-1 per il Pordenone qui sul Mestre Fenice, con Bui che allarga sulla sinistra per Uenu, la conclusione di Uenu, Vascello che controlla, Mazzon che cerca di liberarsi e Stendler che lo stende e viene ammonito. E come falli siamo 4 Cioè, 4. partita intensa, partita sicuramente intensa. Appena la metà come tempo di gioco. Adesso qui c'è una grossa possibilità per Luca Mazzon, che sappiamo ha un gran tiro, ma ci può essere anche qualche altra alternativa con Bui o Galliani. Comunque sono tutti giocatori che hanno grande capacità al tiro. Si è rivisto comunque in avanti dopo un po' che non era pericoloso anche il Mestre Fenice, perché il Pordenone stava tenendo bene il potenziale offensivo. Giocano molto d'anticipo, per cui sulle palle lunghe riescono sempre ad anticipare e a ripartire, quindi hanno trovato un po' di difficoltà e forse in questo, rispetto ad altre gare, in questa prima parte il Mestre Fenice ha fatto un po' fatica a trovare, di mettere nelle condizioni Luca Mazzon di andare al tiro, che sappiamo è una delle forze principali che hanno. Adesso questa punizione è uscita di poco, con molta tranquillità riparte il Pordenone, cercano sempre questa palla verso il pivot che esce e deve essere molto bravo il back esce Stendler nel frattempo, forse ha preso un colpo, speriamo sì, nulla. Sì, sembra ha preso un colpo accidentale, il back del Mestre Fenice deve uscire a cercare l'anticipo, probabilmente con la spalla è andato addosso all'occhio, ha colpito sull'occhio, ma è stato assolutamente involontario come colpo. 11 minuti. Adesso proprio in partenza anche sulla rimessa laterale il Pordenone è molto alto, a pressare, pronto ad andare altissimo, e qua giustamente il Mestre Fenice cerca il pivot, e in questo caso Uenu è stato bravo a tenere palla, e a prima invece Garzelli era spesso riuscito ad anticiparlo, a portare via il pallone. Però come hai detto tu, c'è Garzelli che va praticamente a prendere a uomo Uenu. Certo. Ecco che tra le altre cose cambio in zona pivot, entra un altro 2005 interessante, mister, che è Christian Ruzen. All'inizio cresciuto tantissimo in 2 settimane in 2 giorni, 2 settimane fa ha fatto 14 gol. Sì, è un giocatore che veramente parlavo anche prima con Luca. Attenzione, proprio Ruzen che va via sulla destra, la conclusione Vascello. 11 e 23, ne avevamo appena chiamato ed eccolo qua. Eccolo. Sì, bisogna fare sicuramente molto di più per battere un portiere esperto come Vascello, perché insomma era stato bravo ad andare via, però molto bene lungo la fascia. È un giocatore che nonostante l'età dimostra anche comunque personalità, perché al di là della capacità che ha di andare in porta, ma è partito da dietro, è riuscito a creare le condizioni per riuscire ad andare al tiro. Ci ha provato intanto Mazzon, ma è stato Koren a fermare il numero 10 del Mestre Fenice. Adesso il tiro di controbalzo di Galliani con palla che è alta sopra la traversa. Vascello, tra le altre cose, è uno di quei portieri la cui storia mi piace tantissimo ogni volta raccontare quando ho modo di commentare il Pordenone, perché oltre a essere portiere del Pordenone è anche portiere e capitano della nazionale di mini football. Ecco, questo non lo sapevo. Eccolo, attenzione! Grandissima parata di Vascello a 12 e 12. Sembrava un gol fatto e invece c'è stato Bui che ha trovato. Eccola. C'è stato Fenice ha sostituito Diodoardo che con Genovesi. Vediamo che un attimino sta ritrovando la concentrazione. Ripetiamo, non è assolutamente una mancanza di qualità. È un momento un po' particolare. Sì, in questo caso però forse è meglio, no, dare il tempo anche di fare un po' il vuoto
ritrovare la serenità. Bisogna ritrovare tranquillità, serenità. A volte qualcuno si può dire, se lo tiri fuori gli fai perdere la stima. In realtà invece un portiere deve essere sempre concentratissimo, e quindi lasciarlo fuori un attimo. Sicuramente sono ragazzi che capiscono la situazione, bisogna solo ritrovare tranquillità. Attenzione Mazzona, ancora molto Minatel che ruba palla, il pallone al numero 19 Zanolin. Questi giovani terribili del Pordenone stanno facendo impazzire la difesa del Mestre Fenice, e come detto tu continuano a tenere un ritmo molto alto, molto anche alto, in fase di pressing. Restare molto alti e attaccati. Abbiamo visto nelle situazioni che se riesci a superare la prima linea, allora poi Mestre Fenice si trova nelle condizioni di andare verso la porta. Però sono talmente bravi, chi dà pressione, chi chiude la linea del passaggio, che finora ha fatto sempre fatica il Mestre Fenice a trovare la possibilità di uscire da questa grossa pressione. Adesso si è alzato anche un pochino di più anche Mestre Fenice, vediamo come c'è sempre lo scontro tra Galliani e Stendler. Sì, bello tra le altre cose, molto interessante. Due corazzieri, tutte e due. Insomma. Come dalla parte opposta c'è quello tra quando Uenu e Grzeli, non da poco neanche quello. Attenzione, ancora Zanolin che tocca indietro per Minatel. È difficile, molto pericolosa, perché i passaggi orizzontali, soprattutto quando si sta in pressione, Mazzon era riuscito ad andare a chiudere la linea del passaggio. Per un attimo, se riesce a prenderla, si trova in porta. Attenzione. Allora è rientrato Stendler anche con un cerotto al sopracciglio destro, quindi deve essere, come avevi detto tu, deve aver preso, non l'abbiamo visto, ma comunque una gomitata accidentale. In anticipo Galliani, che è anche alto, probabilmente l'ha toccato con il gomito. Ma poi sappiamo che le arcate sopraccigliari sono le prime che partono in questo tipo. La conclusione di Mazzona, respinta ancora da Minatel, il controllo di Bui contro Zanolin. Bui che cerca di andare via, Della Bianca bravo a chiudergli. In questo caso è riuscito a fare bene la copertura Della Bianca, per cui Bui era riuscito a saltare il suo diretto avversario, però pallone ancora lungo. Della Bianca è riuscito ad andare in copertura e quindi ad andare a chiudere. Galliani, guardate come Stendler si attaccano. È difficile impostare quando hai l'uomo, il pivot che ti è subito. Yerbatin ha impostato probabilmente questa gara proprio sulla pressione altissima. Bisognerà vedere poi alla lunga se attenzione Della Bianca, Zanolin a mantenere questa altissima pressione, perché sicuramente è molto dispendiosa. Sappiamo che al di là dei giovani di cui abbiamo parlato prima, che sono molto bravi, però ci sono anche Stendler, Grzeli, che hanno anche Koren, che non sono più giovanissimi, esatto. Quindi bisognerà vedere se il Pordenone riuscirà a tenere per tutta la gara questa altissima pressione. Diciamo che non sono giovanissimi, ma hanno dalla loro un'esperienza sicuramente non da poco. Bravo Minatella ad andare via sulla destra ancora, poi l'ultimo tocco Genovesi decide di raccogliere per far ripartire subito. Nel frattempo è entrato nel Mestre Fenice Crescenzo Galliani ed è Zanolin. Se non c'è Stendler c'è Zanolin. Comunque il primo portatore di palla è sempre veramente sotto pressione, e quindi un'ottima mossa da parte di Yerbatin. È vero. Bui. Ecco, c'era quasi liberata la linea di passaggio. Adesso vanno a recuperare, sono anche bravi poi a ritornare a recuperare i giocatori dopo aver passato la prima linea di pressione, sono bravi a recuperare immediatamente. Per cui è un gioco che è molto dispendioso, quindi bisognerà capire se riusciranno poi nel secondo tempo a mantenere questi ritmi. 5-14 ancora da giocare qui al Franchetti. Vi ricordo il risultato: il Mestre Fenice 1, Pordenone 3. Era passato in vantaggio il Mestre Fenice con Bui, bravo a sfruttare un errore di Koren. Poi c'è stato il pareggio e il sorpasso fino al +2 attuale, quando mancano in questo momento 5 minuti alla fine del primo tempo. Adesso vediamo Castiglio che prova a lanciare Ruzzene, lo applaude, ma la misura non era precisa. Ecco, parlando sempre un po' di quello che è l'atteggiamento tattico del Pordenone, che abbiamo detto essere dispendioso, però fin adesso Yerbatin ha fatto cambi abbastanza spesso in maniera tale da non mettere i giocatori a caricarsi troppo.
Esatto, c'è una tanta rotazione, esatto. ed è fondamentale quando in questo momento credo che non siano entrati nelle 12 solo Bigaran e Catto, almeno non li ho visti ancora. Vascello credo con le mani con questa palla lunga Vascello mette in difficoltà la difesa del Mestre Fenice. Anche adesso quelle palle che arrivano così all'interno dell'area, in genere c'è il pivot che è davanti, Stender ha fatto velo in questo caso e il portiere è dietro. Stender è stato proprio bravo a fare il velo, quindi attenzione Castiglio che entra, riesce a saltare Della Bianca, poi spazza Koren. Della Bianca preferisce lasciar scorrere in calcio d'angolo, con Castiglio pronto a lanciare. Castiglio e Della Bianca che mette in fallo laterale per il Mestre Fenice sulla banda destra. Quanto mancano? 4 minuti 16 secondi sul nostro cronometro. Pallone indietro per Ruzzene che prova, Vascello che salva bene, è subito andato a calciare in porta. Attenzione, Vascello! Miracolo di Vascello. Una parata ma subito sulla palla che stava entrando in porta come un gatto, è salito ancora. Attenzione ancora! Adesso Mestre Fenice sta spingendo tantissimo, un attimo di difficoltà e a tenere su il Pordenone. C'è Vascello che sta salendo in cattedra, ha fatto almeno 2 parate in questo momento molto molto importanti. Koren che riparte, attenzione però al Pordenone, Koren che prova ad accentrarsi, poi si ferma e decide di ragionare con Grzeli. Koren contro Castiglio in surplus, ancora Grzeli, Koren sulla sinistra, Castiglio contro di lui, si rifà anche il duello tra Uenu e Grzeli. Adesso Castiglio gli lascia lo spazio, poi va in scivolata a fermarlo con fallo laterale a favore del Pordenone in fase offensiva. 3:23 ancora da giocare. E adesso sono marcature che sono state predisposte per tempo, perché adesso quando è entrato Uenu è entrato anche Grzeli, quindi uomo ancora di più uomo. Pallone per Koren che prova il volo. Grzeli l'ha cercato, anche questo è uno schema, probabilmente sì, la palla è scesa poco, si conoscono poco i due leggermente. Allora ha provato a riaprire la partita il Mestre Fenice, però si è fissato protagonista Vascello, che ha fatto almeno un paio di parate importanti, una addirittura su uno stesso tiro, un doppio riflesso a togliere la palla dalla linea. Quindi complimenti veramente al portierone, classe 93. Insomma anche lui esperienza. Comunque sono parecchi anni che gioca e difende questi colori, quindi sicuramente anche qualcosina in più dal punto di vista del cuore, dell'affettività, lo dà sempre. D'altronde la settimana scorsa ha fatto alcune parate veramente importanti. E poi a Pordenone si deve anche stare particolarmente bene. Mi ricordo che quest'anno, attenzione Castiglio, il tiro, questa volta non può impensierire Vascello che riparte di piede, Castiglio che lo va a fermare, Castiglio ma come un treno, Vascello tra un po' è finito il campo, altrimenti andava in porta. Comunque si deve stare bene a Pordenone, perché Grzeli, che è un classe 82, un altro giocatore d'esperienza, era andato via l'anno scorso, è tornato qui ad agosto. Rock ha voluto dare ancora il contributo alla sua Pordenone, dove era stato per molti anni, quindi insomma attenzione. Bortolin che recupera ancora su un disimpegno errato del Mestre Fenice, poi l'ultimo tocco è di Vailati per il corner a 2:23. Time out per il Pordenone. Ervatin che chiede, probabilmente questo calcio d'angolo se lo vuole giocare bene, mister. Sì, adesso hanno dimostrato anche prima in occasione del gol su punizione che hanno situazioni che hanno studiato bene. Adesso vediamo, Ervatin sta preparando qualcosa alla lavagnetta, vediamo cosa poi succederà. Prima sulle uscite, come dicevi tu, è ancora un'uscita errata da parte del Mestre Fenice, però anche lì sai, è difficile quando una squadra
Siamo tornati allora in diretta, forse ci eravamo persi un attimino, comunque non è cambiato nulla dal time out al calcio d'angolo del Pordenone. Ha provato Bortolin, si è permesso di tentare una rovesciata. Allora, alla Gatti, alla Gatti dell'ultima Champions uscita juventina. L'ha presa anche, l'ha presa non netta come quella di Gatti, però l'ha presa. 2-0-5 ancora da giocare. Vi ricordo 3-1 per il Pordenone sul Mestre Fenice, la rimessa adesso con le mani di Genovesi, preciso su Ruzzen, il primo controllo è fondamentale, poi apre troppo la conclusione, Vascello controlla. Sì. Ecco, Garzelli è un attimo più in difficoltà nell'andare a marcare Ruzzen rispetto a quanto era con non c'è hanno due l'impatto diverse, fisico, esatto, c'è la velocità Ruzzen di Ruzzen. È più bravo a prendere la palla, a puntare, e quindi Garzelli va più in difficoltà. Invece va a nozze quando ha un avversario che gli mostra le spalle, lui ha fisicità, esperienza. Questo adesso chiedo la tua. Se vedi adesso Ruzzen non parte, esatto, a contatto, non va a contatto, non subito. Cerca di portarlo fuori, anche perché così ci sarebbe più la possibilità di trovare un 1-2 da superare la linea avversaria, di trovarsi sulla banda opposta Poi la tua esperienza da allenatore, tu mi devi dire, quando sei 4 falli a testa, quando mancano ancora 10 minuti, cosa dici ai tuoi ragazzi? È vero che anche l'arbitro magari interpreta, no, in maniera diversa la partita, giustamente, perché però cosa dici? Ma sai, meno, vai più. Dovresti andare un po' meno. Attenzione, invece loro continuano ad andare ancora, cioè devi stare attento a usare un po' più la testa, in modo tale da non. Adesso Ruzzen sì, è stato cercato di calciare velocemente perché c'era Crescenzo in mezzo all'area, però c'era Garzelli era lì vicino. Era lì. Un po' per esperienza, un po' perché era lì vicino, ma comunque è riuscito a fermare l'azione. Che poteva essere interessante. 1-17 ancora da giocare, il calcio d'angolo a favore del Mestre Fenice. Per ora un Pordenone che è riuscito a portarsi sul +2, la conclusione. Koren che spazza, la conclusione di Bui non è arrivata sino dalle parti di Vascello, e adesso la rimessa sarà ancora per Mestre Fenice. Manca 1 minuto e 10 alla fine del primo tempo, che il Pordenone conduce 2-1. Galliani che prova ad andare via, l'ultimo tocco è proprio il suo sull'opposizione di Bortolin che esce proprio a favore di Stendler. Vascello. Adesso abbiamo dentro Koren, Stendler, Garzelli. Abbiamo una nazionale slovena. Ma sono giocatori che hanno tantissimo carattere. Adesso c'è il match tra Garzelli e Ruzzen. Questo pallone Ruzzen lo costringe a correre molto di più, e può essere anche una soluzione quella di muoversi di più, di cercare di portarlo fuori, anche di affaticarlo fisicamente, ma soprattutto per non fargli trovare quella posizione che per lui è fondamentale di mezzo. Attenzione, Vascello ancora con le mani, lungo per Stendler, invio di Genovesi, Ruzzen che riparte sulla destra per Galliani che punta Garzelli e poi allarga per Bui che controlla, poi va via sul primo tempo a Minatel, ma si allunga troppo il pallone. 39 secondi alla fine del primo tempo, 3-1 per il Pordenone qui al Franchetti, con Koren che lancia Minatel. Stendler forse cercava l'1-2 con Minatel, ma fuori misura. Riprende la palla il Mestre Fenice, Bui, Galliani sulla destra per Ruzzen, Garzelli che esce per prenderlo, Ruzzen che allunga per Mazzon che torna indietro ma sbaglia il passaggio, riparte Minatel, ma Minatel da solo, e poi forse ha perso un tempo di gioco. Ha perso il tempo di gioco, ma secondo me comincia a essere un po' stanco, perché è arrivato all'impatto col pallone che era un po', non è riuscito a dare forza, probabilmente si comincia anche a sentire tutta questa pressione che hanno messo. Attenzione, Minatel, bravo Mazzon a deviare all'ultimo secondo, 9 secondi alla fine. Pallone per Minatelli, il controllo di Galliani, Mazzon che prova a lanciare lo stesso Galliani, si riparte, mancano 4 secondi, Galliani che si accentra, la conclusione, Vascello! E finisce qui il primo tempo con Gervatin leggermente arrabbiato su questa transizione in avanti di Galliani, però un primo tempo bellissimo. Molto bello, molto bello. Vediamo Gervatin molto arrabbiato, ma
sai, verso la fine della gara sarebbe stata forse riaprire la gara, andare all'intervallo con un solo gol di scarto, quindi sicuramente ci teneva moltissimo a portare a casa i 2 gol di differenza a proprio vantaggio. Sono le ripartenze, è stato molto bravo il Mestre Fenice a partire con 3 giocatori, sono stato bravi comunque, se guardavi sono
Eccoci qua, allora, proprio quasi all'inizio del secondo tempo, vi ricordo il risultato, lo vedete anche nel tabellone in alto con Franchetti, il Pordenone conduce 3-1 sul Mestre Fenice che era andato in vantaggio con Bui, poi c'era stato il pareggio di Bortolin e la rete di Vascello direttamente da rinvio con le mani su una disattenzione di Odoardo, e poi il 3-1 di Morson. Adesso si sta sistemando una porta dalle parti di Vascello. Siamo in debito con tutti, anche dei risultati della settimana scorsa e degli attuali, perché la settimana scorsa è iniziata la prima giornata con l'anticipo di Cesena, dove Petrarca, retrocesso dalla Serie A, ha vinto 2-0. Poi c'era stato il 5-3 dell'LD contro l'MGM 2000, il 3-3 tra Sainz Milano e Mestre Fenice, poi il 4-0 di Lecco a Grosseto contro l'Atlante e Grosseto, il 6-6 tra Pordenone e Fabbrica, di cui già vi abbiamo parlato, e il 2-1 del Maccan Prata contro il Dolomite Energia Rovereto. La prima partita tra Montegrappa e Reggio Emilia invece è stata posticipata al prossimo 7 ottobre. Ieri in anticipo c'è stato il Cesena che ha espugnato Lecco, e quindi a dimostrazione di un torneo equilibratissimo, e in questo momento ci sono Maccan Prata, Atlante e Grosseto 3-3, e è iniziata anche Real Fabbrica LD e sono sullo 0-0 e 3-1 qui al Franchetti. Come dicevo, un equilibrio veramente di un girone che non ha una vera e propria... No, come dicevamo all'inizio, l'impressione è che questo campionato sia più equilibrato di quelli degli anni scorsi. Non c'è la squadra che può poteva ucciderlo essere un po', tipo il Mantova l'anno scorso, anche se poi ha trovato parecchie difficoltà anche quello, però qualche anno fa il Petrarca, c'erano squadre che erano partite proprio con organici direttamente superiori. Quest'anno per noi che amiamo il futsal è ancora più bello così, perché ancora più se vedi tutte così. Partite che sono combattute, se ci sono alternanze di risultati, è bello sicuramente. Tra le altre cose, l'anno scorso un campionato per i tifosi mestrini appassionante fino all'ultimo, con il Mestre che aveva retto la testa del girone praticamente per quasi alla fine. Poi c'è stato il sorpasso del Mantova e l'allungo finale. Dopo la sconfitta là è stata quella che ha sancito un po', Non è cambiato il canovaccio con il pressing a tutto campo del Pordenone nei confronti dei portatori di palla del Mestre Fenice, che faticano a impostare e a ragionare. Mi sa che finché ne hanno c'è stato il Mestre Fenice che protestava per un retropassaggio dalla metà campo del Pordenone fino a Vascello. L'arbitro ha detto che è stata toccata, quindi si gioca, e dicevamo finché ne hanno, credo che i giocatori del Pordenone continueranno a pressare fino al 40°. Sì, sicuramente anche adesso il canovaccio della partita non è cambiato, il Pordenone è molto aggressivo, il Mestre Fenice che deve trovare il modo per uscire da questa pressione, per allungarsi e per trovare un po' più di fluidità di gioco che fino a questo momento non è riuscita a trovare. Ripeto, su qualche uscita la pressione che c'è stata prima, errore loro, Minatel sbaglia, Mazzon che trafigge Vascello, 1 minuto e 31. Anche questo un errore di Minatel che non ti aspetti, e Mazzon che ne approfitta. Il primo gol è stato un errore di Garzelli, di Coren, e la pressione di Bui si è trovato davanti alla porta. Adesso la stessa cosa, partendo dal centro del campo, però è stato lo stesso errore. Diciamo che dei 5 gol che arricchiscono la partita, almeno 4 sono su errori esatto, abbastanza importanti, no? Sì. 1-31 comunque, e attenzione, per poco Minatel non si rifà su rinvio di Genovesi al 1-53. Genovesi è rinviato, Minatel era lì, adesso il classe 2005 avrà tutta una voglia di rifarsi dopo quell'errore incredibile. Sì. Si gioca, credo che questa situazione di questa palla lunga di Vascello nei confronti del pivot all'interno dell'area sia una situazione che hanno
studiato perché la ripropongono molto spesso, quindi sicuramente Forse avranno trovato queste difficoltà da parte attenzione, della... l'1-2, Minatel che si presenta su Genovesi che gli chiude Oh, lo è specchio uscita della lì porta. Genovesi. Bellissimo però l'1-2 del Pordenone, un Minatel che è andato lì. E che ha dimostrato di non aver subito l'aspetto psicologico dell'errore che ha permesso al Mestre Fenice di trovare il secondo gol. E adesso con personalità porta la palla, non ha paura, queste palle orizzontali sempre pericolose. C'era Wenu che era in pressione su quella linea di passaggio. Anche il Mestre Fenice sta adesso, usando la stessa arma. Adesso sembra che il Mestre Fenice sale con più voglia a pressare l'avversario, però forse c'è anche un po' di appannamento da parte dei giocatori del Pordenone, proprio perché, come si diceva prima, è difficile tenere un ritmo così alto. Una palla così Garzelli è un po' difficile che la perda. In questo momento sembra sia andato proprio un po' in difficoltà fisica. Adesso c'è una squadra esperta in campo perché ci sono i 3 sloveni e Minatel, proprio perché forse Ervati teme questo il ritorno del Mestre Fenice, quindi cerca di mantenere. Attenzione, il pallone di Vailati che attraversa, però credo l'abbia toccata Vascello, sì. Cioè, credo il massimo sforzo da parte del Mestre Fenice per cercare di arrivare al pareggio. Wenu spalla alla porta, ancora il bello. E c'è la palla del pareggio! La palla del pareggio, ma è annullata. No? No, è buono. È buono. E c'è la rete di Vailati sì, è stato l'ultimo a toccare. Di Mazzon che l'ha messa dentro forte, la palla è rimbalzata, quindi dopo 3 minuti ed è subito arrivato al pareggio. Mazzon che prova il diagonale sul secondo palo, Vailati praticamente l'ha buttata dentro con il corpo. Addosso, quasi, sì. Attenzione, ma non è finita, Bortolin che si gira, subito la reazione del Pordenone con un Mestre Fenice che è tornato dentro con una carica credo a 1000. Sì. Non stava bene ai ragazzi di Vecchiato la situazione del 3-1 e subito in 3 minuti c'è stata la replica dei bianco-arancio che sono arrivati al pareggio con Mazzon e Vailati, ma c'è sempre lo zampino di Mazzon. Sì, sappiamo Mazzon è un giocatore importante, è un giocatore che ha grandissimo tiro, ma a volte, come si diceva prima, lui ha calciato, non so quanto abbia calciato verso la porta oppure all'interno dell'area, e Vailati era posizionato giusto. Ha buttato dentro pallone e porta, sì, praticamente. Sì, ha spostato persino la porta, quindi attenzione, il controllo del Pordenone, Wenu che si immola per intercettare il quindi sembra passaggio. Ci sia un po' più di cattiveria da parte dei giocatori del Mestre Fenice per andare a recuperare palloni, come in questo caso Vailati su Bortolin. Sì. Nel primo tempo forse c'era un po' più molli. Sì, un po' più molli. Attenzione, un po' più, il pallone, Mazzon per Wenu, 4-3 e sono 4 minuti fatto 3 gol. Esatto, in cui il Pordenone non ci ha capito proprio nulla. No, siamo proprio entrati in campo il Mestre Fenice con grandissima voglia di recuperare il risultato. Il Pordenone adesso chiede già il time out perché è una situazione che hanno affrontato in maniera completamente errata, devono ritrovarsi un po' tutti e quindi Ervati ha chiesto il time out per mettere un attimo di chiarezza. È come se fosse passato un tifone in questo momento sul Pordenone, anche perché in questo caso Mazzon credo si sia preso il Mestre Fenice sulle spalle. Sì. Ha segnato un gol, ha provocato quello di Vailati che era praticamente suo se l'ex Villorba non si fosse trovato sulla traiettoria, e poi adesso è stato generosissimo su quella palla e l'ha passata Wenu quando poi avrebbe potuto concludere. Dicevamo nel primo tempo che Mazzon si era visto poco, era stato servito male, non era nella posizione giusta. Nel secondo tempo ha trovato probabilmente la posizione giusta in campo e ha trovato anche probabilmente un po' di cattiveria agonistica in più, un po' di generosità in più, ma sicuramente in questo momento la differenza l'ha fatta lui. Ci può essere anche che
l'uomo deputato. Abbiamo parlato tanto di misure, no? Di contromisure del Pordenone, uomo contro uomo. L'uomo deputato, in questo caso forse Minatel non è riuscito più a tenerlo come lo faceva. Può essere quello, cioè, poi sono situazioni in cui manca. Maurizio Minatel ha avuto prima, ha commesso l'errore sul gol, adesso fa fatica a tenerlo nel primo tempo. Io credo che comunque nelle gambe dei giocatori del Pordenone adesso un attimino si faccia sentire l'intensità che hanno del messo primo tempo, incredibile poi delle altre cose. Comunque non dimentichiamoci, 15:40 ancora da giocare, è lunghissima nel futsal, c'è tutta una partita ancora da giocare, 4-3 sul tabellone per il Mestre Fenice, ma nel calcio a 5-15 minuti può succedere praticamente di tutto. Wenu prova un assist, forse un tentativo di sorprendere Vascello, il controllo e la ripartenza. Qui si riapre un'altra partita, sembrava chiusa alla fine del primo tempo col 3-1 anche per il, attenzione, Wenu con Mazzon che ha recuperato ancora palla, Wenu che prova la soluzione personale, adesso c'è Koren contro Vailati, anche le ripartenze sono più lente rispetto a prima. Adesso c'era solo lo stesso Minatel che andava via con Koren da solo, quindi probabilmente, come hai detto tu, un po' il Pordenone soffre il ritmo dei primi 20 minuti. D'altronde, ma sicuramente mentalmente il Mestre Fenice è uscita con uno spirito diverso, e quindi un po' pallone, le due cose. Attenzione, poi Minatel, Bui in scivolata. Tra le altre cose, un po' quello che era successo 4-2 nella prima di andata contro il Real Fabbrica, e poi secondo tempo più del Real Fabbrica forse rispetto al Real Fabbrica di loro, i due tiri liberi che sono stati sbagliati, che hanno preso il Cecco, avevamo detto che non finisce qui. 5:20 Koren, ma c'è una deviazione decisiva, che credo di Bui. È stata una deviazione, non bisogna abbassare assolutamente la tensione perché veramente la partita è apertissima. Deviazione decisiva forse di Bui, però in 5 minuti e 20 abbiamo visto solo gol. Sì. 4-4, quindi il Mestre ha cambiato il quintetto, c'è Ruzzene, Crescenzo, Galliani. Qui ha contato 5 secondi forse nel rinvio di Genovesi, quindi c'è un calcio di punizione proprio dal limite dell'area, un calcio di punizione a 2 pericoloso. Il Pordenone, avevamo appena detto, no? Non è mai finita nel futsal, è bastato un tiro di Koren con una deviazione decisiva, 4-4, partita apertissima, e veramente per i tifosi sia del Mestre che quelli del Pordenone che se la stanno guardando, perché la capienza del Franchetti non può ospitare tutto il tifo, il calore del pubblico, veramente una partita spettacolare. Attenzione al calcio di punizione con Grzeli e Stendler. Grzeli che sembra voler... un Minatel però. L'avevi vista giusta, e c'è il nuovo vantaggio del Pordenone, ancora sugli sviluppi di un calcio di punizione, e c'è Stendler che la mette dentro dopo un primo salvataggio ai genovesi, la palla rimane lì e poi Stendler la mette dentro. 5-4, attenzione signori, 5-4. Poi chi dice che questo non è uno sport spettacolare che regala emozioni a non finire, adesso cambia l'aspetto psicologico, quindi adesso il Pordenone è carico. Grande Pordenone a reggere l'urto del Mestre che ne aveva segnati 3 per andare di nuovo in vantaggio. Il time out ha dato qualcosina in più, credo solo dal punto di vista mentale, perché poi o forse Ervati aveva visto che la squadra si era un attimino tirata un po' indietro, ha voluto dare un po' più di spirito, di dare un po' più di pressione, e sono riusciti comunque a cambiare la situazione. Anche qui sono tutte le marcature individuali, quindi la partita proprio vive di queste situazioni qua. Adesso qua se va su impressione, eccola. Il fallo è di Castiglio su Grzeli. Un po' l'esperienza di Grzeli qui a guadagnarsi la punizione, un po' l'arbitro, perché insomma fino adesso
Beh, la cioè, non era un contatto proprio. Poi la conduzione fino adesso possiamo dire lineare. Sicuramente, anche perché ha fischiato in ugual misura per l'una e l'altra squadra. Quindi, questo Galliani che crolla su Minatel. Qui è pesato tanto l'impatto fisico, qua Galliani è il doppio di Minatel. È andato sopra proprio l'ha sovrastato fisicamente, ha spinto un po' di più. Minatel forse si è anche un attimino lasciato andare, però la punizione ci sta. Quindi adesso è veramente contrapposto. Prima c'era il Pordenone che sembrava all'angolo, e adesso c'è il contrario col Mestre Fenice che sta cercando di riprendersi un attimo da quell'inizio incredibile che aveva avuto. Attenzione, Stendler quasi di testa. Koren l'ha trovato di testa. Ha trovato Gerzelli su quasi di testa. e 38 sul cronometro, è cambiato ancora il risultato. Vi ricordo che avevamo chiuso il primo tempo 3-1 per il Pordenone, siamo 5-4 per il Pordenone, ma eravamo arrivati a 4-3 per il Mestre Fenice. In 4 minuti c'erano stati 3 gol dei bianco-arancio e poi la risposta del Pordenone che non si è tirato indietro ed è riuscito a risollevarsi. E adesso il nuovo vantaggio per i Ramarri contro la formazione mestrina, con Galliani che si prende la responsabilità del tiro. Castiglio, la deviazione, il palo di Crescenzo al 7-21, 7-11 anzi, palo di Crescenzo. Mancano 12 minuti, non era finita prima, non è finita neanche adesso. No, adesso però abbiamo un pallone in cesto. Adesso un attimo in difficoltà mi sembra però il Pordenone nell'uscire dopo lo sforzo per riuscire a recuperare i gol. Adesso sembra sia un attimo in difficoltà nell'uscire, sembra un po' che perdano un po' i tempi di gioco nelle giocate, ma comunque c'è una buona pressione da parte del Mestre Fenice. 12:39 ancora da disputare. Ecco, di nuovo ne hanno ancora per salire. Esatto. Marcature individuali, c'è pressione, costringono. E il Mestre sembra un po' più sulle gambe dopo quello sforzo incredibile, no? Nei 4 minuti veramente stava andando al doppio. Sai, anche la settimana scorsa quando si sono fatti recuperare i 3 gol, anche lì bisogna capire. Mancavano da dentro attenzione, Minatel in mezzo a 3 uomini. Ma se è stato solo un calo mentale o è stato anche un problema fisico, un problema di tenuta fisica? Perché adesso Minatel non le ha mandate a dire e le ha prese e se le tenute. Sì. Era anche in mezzo a 3, adesso ha preso adesso ne risente anche perché qualche botta l'ha presa. Infatti Ervatin l'ha chiamato al cambio perché sicuramente adesso ha preso una botta che fa un po' fatica anche a respirare, ma il 10 non vuole uscire. 2005 non vuole uscire. Castiglio, il pallone per Crescenzo che cerca di entrare di prepotenza. Ruzzene prova ad andare via Bortolin. Galliani che è una partita tosta anche fisicamente, incredibile. Ma ripeto, comunque non è una partita cattiva. Però c'è il sano agonismo, c'è un sano agonismo. Ruzzene che prova sono riusciti adesso a salire, comunque hanno chiuso in 2, l'hanno recuperato bene e hanno raddoppiato su Ruzzene. Hanno la stessa verve del primo tempo. Il nuovo vantaggio ha ridato linfa non serve, non sembra, ma basta pochissimo per cambiare l'inerzia di una gara, come poteva essere la possibilità di andare sul 3-2 alla fine del primo tempo. Sarebbe stata molto positivo per andare all'intervallo con solo gol di scarto, però erano riusciti comunque a recuperare. Attenzione, torna dalle mani di Genovesi che tocca vicino per Crescenzo. Galliani in avanti per Castiglio, bravo Bortolina ad allungare per Vascello adesso che rilancerà con le mani lungo per Stendler. L'ultimo tocco è di Galliani. Calcio d'angolo, sale la formazione ospite.
Bortolin sulla destra, il pallone indietro per Koren che adesso reimposta per Stendler che è tornato a riprendersi il pallone. Koren della Bianca allarga troppo il diagonale, non ha toccato nessuno, la rimessa è per il Mestre Fenice. 10:48 sul cronometro, siamo quasi alla metà del secondo tempo, il risultato è 5-4 per Pordenone sul Mestre Fenice. Il rinvio dei genovesi non è preciso, il colpo di testa è di Koren. Galliani che prova a rilanciare Mazzoni, grande protagonista dei primi 4 minuti di questo secondo tempo. Uenu, bravissimo Bortolini a rientrare su di lui e adesso se ne va anche via resistendo alla carica di Bui, ma la palla era uscita. È stato bravo Bortolini a recuperare perché bastava poco per andare al tiro a Uenu ed era riuscito anche ad andare via sulla fascia, la palla è uscita di poco. Esatto, anche lì Uenu era stato bravissimo a girarsi, ma Bortolini ancora più bravo a recuperargli il pallone. Sì. Vediamo se Mazzon riuscirà come prima a dare quel tocco in più. Attenzione, c'è stato uno scontro fortuito tra Uenu e Bortolin. E diciamo che se ti arriva un armadio come il 3 bianco-arancia addosso, cioè, io non so come Bortolin riesca a rialzarsi, sinceramente io rimarrei a terra lì con l'elisoccorso. Galliani, Bui sulla sinistra, sulla destra per Mazzon che cerca ancora, bella la sfida anche tra Uenu e Koren, non c'è anche Koren fisicamente non è, esatto, non è da poco, quindi. Non c'è Gerzelli, attenzione il pallone, vascello su Galliani, Uenu non esce, va direttamente rimessa. 10° minuto, Uenu per Galliani, vascello chiude. La prima partita ha anche detto una cosa tra queste due squadre, sono squadre che segnano tanto ma che subiscono anche tanto, perché 6 gol il Pordenone, 3 gol negli ultimi 5 minuti, quando sembrava la partita assolutamente in mano al Mestre Fenice, e infatti oggi tutte e due hanno subito e quindi attenzione, ne vale bravissimo, e poi dello spettacolo, il fallo da dietro di Mazzon rilevato dagli arbitri. Stendler era andato via benissimo e Mazzon da qui non ho visto, però intervento da dietro. Da dietro non è un intervento cattivo, forse era appena sfiorato, però da dietro di solito gli arbitri danno fallo. Ci sono le proteste dei mestrini a 9:30 sul cronometro, 5-4 per il Pordenone contro il Mestre Fenice. Vi ricordo ancora una volta, lo ribadisco come all'inizio, solo sul canale YouTube della Divisione Calcio 5 trovate tutta la Serie 2 Elite in diretta, e ci sono partite come questa che sono bellissime da commentare, come la partita di ieri, che anche quella ha dato tanti gol, come la settimana scorsa la partita del Pordenone con Real Fabrica, anche lì 12 gol. Quindi per gli amanti e i tifosi, ma anche gli amanti del futsal, guardatevi tutta la 2 Elite sul canale YouTube della Divisione Calcio 5. Intanto Koren ci ha provato. Genovesi è volato, adesso bisogna spostare la porta probabilmente perché no, deve far asciugare perché ok, pensavo che Genovesi avesse spostato la porta. No. Allora aveva chiesto di far asciugare il terreno di gioco perché 9:28, bene anche l'impatto di Genovesi, il secondo di Odoardo che si è ben distinto. Non ha assolutamente fatto rimpiangere di avere timori per affrontare una partita così importante, perché per quanto sia la seconda di campionato, ma iniziare bene, due squadre che comunque vogliono dire la loro in campionato, che hanno fatto un pareggio nella prima giornata. Hai visto l'esperienza di che l'ha tenuto, ha preso la maglietta, esatto, che sembra poco, ma che non è un fallo, però ti sbilancia lo stesso. Ti sbilancia tantissimo, ecco. Da apprezzare anche il gesto tecnico. Continuano proprio uomo su uomo, esatto. Ma quando è il bello che Uenu o si trova Gerzelli o si trova Koren, non è che trova no. Bravo Minatella a frapporsi. Minatella ha aumentato la pressione difensiva su Mazzon. Probabilmente Ervatin hanno capito che era quello che creava maggiori problemi. Mazzon che prova ad andare via, bravo, prima Minatella andava in copertura Gerzelli, fatto molto bene, per quanto ci siano le marcature individuali, però poi quando un giocatore quando viene
un proprio compagno viene puntato, ci deve essere la copertura per impedire che vadano. Minatelle che si frappone ed è il primo fallo del Pordenone in questo secondo tempo, ne ha compiuti 3 il Mestre Fenice quando mancano 8 minuti e 40 secondi sul cronometro prima della fine della partita. Bui sulla destra contro Della Bianca, Mazzon, e questa volta Minaten non lo lascia tirare. La rimessa è comunque sempre per il Mestre Fenice. 8:29 sul cronometro, si sono un po' calmati tutte e due le squadre dopo un inizio veramente scoppiettante. Vailati che tocca indietro per Wenu per Luca Mazzone. Vailati, Bui sulla destra, bella l'azione del Mestre Fenice, e poi allarga per Wenu che era rimasto indietro il pivot che prova poi ad accentrarsi, a chiudere la conclusione sul palo di Vascello, lascia scorrere poi con le mani lungo. Bisogna comunque tentare anche il tiro da lontano, perché quando salta la linea di pressione il Pordenone resta dietro, si chiude dietro, ma sono bravi a chiudere le traiettorie, anche perché è difficile far passare un pallone è molto difficile perché sono molto compatti, e quindi sicuramente tentare il tiro da fuori può essere una soluzione. Pordenone che adesso ha in qualche modo placato la furia del Mestre Fenice dai 4 minuti iniziali, è riuscito a riprendersi la partita in mano e adesso sta controllando. Attenzione a Bui, Mazzon che prova a farla passare, ancora pallone per Bui contro Grzeli, e Grzeli non lo fa passare. Wenu ha cercato, di passare su Grzeli, ma il 6, bella sfida dall'inizio della partita. Concentrazione che c'è, bello anche vedere come si guarda. Attenzione Bortolin che aveva recuperato un primo tempo la palla su Vailati, poi torna sui piedi del giocatore del Mestre che cerca la verticalizzazione per Mazzon, non è precisa, sarà rinvio per il Pordenone. 7:15 ancora da giocare, sia l'una squadra che l'altra ha fatto ruotare 9 giocatori, perché i giovani, da una parte Bigarana e Catto, dall'altra Franceschini e Guariento, non sono ancora entrati nelle rotazioni degli allenatori. Mazzon, come hai detto tu, Mazzon deve trovare la possibilità di andare al calcio, perché lui ha un tiro micidiale, quindi parlavamo prima della possibilità, anche della necessità di poter andare a calciare da fuori, e sicuramente Mazzon è uno che il tiro ce l'ha, quindi devono cercare di trovarlo. Allora si riprende con Bui sempre sulla destra, ancora le pressioni individuali, guardate Zeli dove è andato a prendere Wenu, Vailati, Mazzon, adesso Vailati, grande Bui su Minatel, Vailati, anzi Bui, grandissima giocata di Bui, Bui sulla sinistra, perché è riuscito a fare sfilare la palla sull'intercetto, la possibilità di intercettare da parte di Minatel, ha anticipato, si è fatto sfilare la palla, molto bellissima giocata lì davanti, però ha calciato forse col corpo leggermente all'indietro, la palla è andata sopra la traversa. Bui ha avuto quel lampo che serviva al Mestre Fenice, la conclusione non è stata precisa, ancora Bui, passano da lui molte. Adesso vedi come rispetto al primo tempo Mazzon trova più la possibilità di andare al tiro. Il primo tempo forse ha calciato una volta solo su un corner, quindi forse quella punizione lì, ma sul gioco di movimento ha trovato quasi mai la soluzione, quindi questa è una giocata importante che ci deve essere. La toccata Genovese di testa, la chiamata anche, poi è stato l'unico a toccarla, chiede la distanza all'arbitro a Vailati. Vascello comunque ancora predilige queste reazioni con lanci lunghi. Sempre, sì. Pallone per Zeli che prova la conclusione fuori misura. 6:07 sul cronometro, 5 Pordenone, Mestre Fenice 4. Partita apertissima ancora con 6 minuti da giocare, quindi c'è tutta una vita e ancora è apertissimo il risultato. Andiamo a vedere se c'è qualche aggiornamento anche negli altri campi. La giocata di Manu,
È finita nel frattempo a Pordenone, ma Prata, Atlante Grosseto 3-3, Real Fabbrica 5, LD 2 e invece i Saints sono in vantaggio 1-0 in quel di Reggio Emilia. E qui, come sapete, Pordenone in vantaggio 5-4 contro il Mestre Fenice. Wenu ancora contro Grzeli che non lo molla, si strattonano entrambi. Mazzon, Bui pronto il raddoppio, Bui che prova ad entrare, Koren è l'ultimo a toccare. Sono stanchi sulle ginocchia sia Grzeli che Wenu, che se ne sono date di santa ragione. Come sono bravi a compattarsi nella parte quando pallone proprio vicino, ancora Vascello, una prima volta attentissimo. Sono bravi a compattarsi, andare in copertura, riuscire anche a raddoppiare. Adesso sono un po' in difficoltà perché si liberano velocemente, sì, no? Però adesso hanno dietreggiato un attimino, non sono più andati a pressione alta, però quando si abbassano poi sanno bene come andare a chiudere, sanno lavorare bene anche nello stretto. Attenzione il break di Stendler e poi Stendler, attenzione con Vailati che ha perso, Ruzzene che torna su lui, ancora Stendler e poi Bui. Bravo Bui. Anche Ruzzene prima e Bui dopo. Questo anche Crampi adesso Bui, sicuramente questo recupero vale quasi un gol. Sì, perché c'è stato il primo recupero di Ruzzene su Stendler, sì, però poi era riuscito ad andare via e quando è andato a calciare ha messo proprio la gamba a Bui, quindi... Però Bui non vuole uscire dal campo, un po' come prima Minatel, cioè piuttosto... Sono giovani che hanno molta... Esatto, Minatel, la conclusione, questa poteva essere pericolosissima a favore del Pordenone. Poi c'è il lancio con Koren che chiude Galliani, che è rientrato in campo, è rientrato anche Castiglio, tempo di riposo per Wenu e Bui. Ruzzene, Crescenzo che cerca Galliani, Koren che anticipa, Della Bianca, bene, bellissima l'azione Della Bianca fuori. Che manca la palla. Anche qui c'era come prima con Stendler un pista di atterraggio fino alla porta dei genovesi. Sì. Forse la pressione è alta, quando ti saltano... se li prendi alle spalle poi ti trovi veramente un'autostrada. Ruzzene, Koren non lo fa girare, Ruzzene è costretto... Ha giocato con i due piedi, è riuscito ad andare via, ha mantenuto la forza fisica, è stato sulle gambe per mantenere, poi è riuscito a far passare una palla. La difesa col sinistro, poi la giocata di destro. Galliani, ultima stagione a Pesaro, anche lui uno dei nuovi arrivi, un classe 95 di esperienza, anche nazionale under 21. Ruzzene ha provato il destro, oggi non è proprio la sua serata. Vascello, vediamo se rilancerà subito con le mani come ha fatto quasi tutta la partita. Galliani che anticipa Minatel, adesso sono in due, Bortolin e l'ultimo tocco è proprio il suo, la rimessa sarà per il Mestre Fenice, 3:34 sul cronometro, ancora da giocare, il risultato non cambia, 5-4 per il Pordenone. Vediamo se mister Vecchiato preparerà il portiere. Potrebbe giocarsi, dice il portiere in movimento. Galliani, attenzione, stiramento? Non sembrano crampi, sembra abbia sentito tirare o la caviglia. No, la caviglia, sembra sia la caviglia. Probabilmente ha messo male il piede, la caviglia. Brave il Pordenone a restituire palla. Sportività, se la sono dati di santa ragione per tutta la partita, però esatto. Quando si dice non è il bello del futsal, non è il bello del futsal questo. Bello del futsal, è bello dello sport in generale, bello dello sport in generale. Ci deve essere agonismo, ma non ci deve essere cattiveria, rispetto per l'avversario, e in questo caso c'è stato tutto rispetto perché il pallone era per il Mestre Fenice, si è fatto male. Poteva andare Galliani. in porta il giocatore del Pordenone, invece l'hanno buttata fuori, giustamente. Il Pordenone in questi ultimi minuti, a dispetto dei tiri da fuori del Mestre Fenice, ha avuto un paio di possibilità per allungare. Sì. C'è stato un grande recupero di Bui. È abbastanza naturale perché si chiudono molto sull'azione di gioco del Fenice, del Mestre Fenice, però chiaramente poi trovano spazio per allungare perché il Mestre Fenice si trova sicuramente ad essere molto alto e quindi è possibile che possa subire i contropiedi. Vediamo se non rientra sempre il quinto di movimento. Sembra che Genovesi vada sui pali. Sì. Non so cosa sia
non è ancora il momento, secondo signor Vecchiato, Zorzi di fare c'è un cambio irregolare, tra virgolette, nel senso che bisogna il giocatore che deve entrare, deve aspettare che il compagno entri in campo per poi uscire. C'è Bui con la pettorina arancione. Sì, sono quelle piccole cose che poi eccolo qui, l'hai chiamato 3:24, Quinton in movimento con Bui. D'altronde il 5-4 non è sicuramente un risultato che il Mestre Fenice voleva a inizio partita. Il Pordenone invece vorrà cercare di amministrare. Vediamo il giro palla dei mestrini. Il Quinton in movimento è croce e delizia del futsal. Sì, è una soluzione che alcuni allenatori negli ultimi anni utilizzano anche la deviazione. Utilizzano in alcune situazioni di partita per fare rifiatare la squadra, per mantenere più basso il ritmo. Genova lo usa molte volte anche per tenere lontano l'avversario dalla propria metà campo. Però è sempre un rischio, devi essere sicuro delle giocate. È chiaro che poi quando sei sotto devi cercare di recuperarla, e questo è sicuramente il modo, per l'ultima spiaggia per riuscire a cercare di recuperare una partita. Attenzione, Bui che prova, poi la conclusione 2:31. Era girato di spalle, non riusciva a vedere la porta, però sono riusciti a recuperare bene. Mamma mia, Bortolin che giocata! Che giocata, mamma mia! E c'è il 6-4, che giocata che ha fatto Bortolin. La palla sembrava uscire, è riuscito sempre a tenerla in campo e poi a girarsi. Grandissima giocata di Bortolin, poi bravo Minatella a seguire e quindi a trovarsi nella possibilità di andare a calciare. Io credo che lo stesso Vailati non credesse fosse possibile tenere quella palla. Bortolin è riuscito anche a darla dietro sull'uscita dei genovesi. Mestre Fenice sta protestando perché la palla sembrava fuori, da qui è un po' difficile vedere. Il primo arbitro era sulla linea e non ha dovuto dare, ma comunque mancano ancora 2:15, quindi forse sarebbe stato anche fallo ai genovesi, forse, perché lui è riuscito a scaricarlo. Però la protesta è sulla linea. Palla in linea là, non abbiamo il VAR e quindi insomma, comunque il gesto atletico di Bortolin è stato incredibile per il 6-4. Ecco, quella è la giocata di Mazzon. Questa è una giocata abbastanza classica che fa andare in cerca della palla dal lato opposto per andare a calciare d'incontro. Attenzione, 1:50. Eccola lì, quella è quella. Vai Lati! È ancora aperta questa partita. È ancora aperta. Qui allora poi per il nostro Marino gli highlights saranno un dramma. Cioè, 6-5 a 1:46. Bui per Vailati, ed è ancora apertissima quando mancano 1 minuto e 40 alla fine della partita. Attenzione, Mazzon che prova. Ruzzene a un passo, Mazzon l'aveva trovato a 1:26. Incredibile. Detto, non è proprio la giornata di Ruzzene questa. Era lì, chiedeva solo di essere messa dentro, ma il diagonale è troppo largo. Comunque non è finita finché non è finita nel futsal, ragazzi, cioè proprio incredibile. Questo è lo spettacolo del calcio a 5, tutto in diretta sul canale YouTube della divisione calcio a 5. 1 minuto di gioco. Attenzione, Vailati, Minatella, 7-5. Croce delizia del quinto uomo, è un passaggio sbagliato, c'è poco da fare. Poi sai, in questi momenti quando mancano pochi minuti alla fine, comunque un giocatore ha tutta la partita sulle spalle, quindi comincia a mancare un po' sia dal punto di vista fisico ma soprattutto dal punto di vista mentale, perché ti si appannano un attimino le idee. Sono due gol, si va ancora,
Mestre Fenice deve comunque tentare, eccolo lì. Attenzione, Un'altra volta avevano trovato l'imbucata sul lato opposto, sempre verso Ruzzene, che questa volta non hanno trovato ancora una volta. Adesso ecco, si alzano per non permettere l'entrata del quinto uomo. È stata, andiamo quasi mancano 38 secondi, quasi in commento, insomma una partita che può ancora cambiare, una partita però bellissima, che ci ha fatto divertire, ci ha fatto divertire fino attenzione, Minatel che cerca di saltare, rientra a voi, poteva anche fare qualcosa, esatto, Ruzzene, la conclusione, si arrabbierà moltissimo Ervatin, lo vediamo arrabbiatissimo perché effettivamente questa è una palla che Minatel ha gestito male, perché c'era il compagno sul lato opposto liberissimo, è stato un po' egoista, ha cercato di andare lui al gol, ma adesso stanno un po' 16 secondi. Allora partita, ma non mollano. Partita bellissima. Il Pordenone ha fatto una partita di grande cuore, di grande agonismo, di grande corsa. Il primo tempo, ecco, è mancato e arriva anche il settimo gol. Quindi oggi doppietta di Vascello. Oggi è mancato, il Mestre Fenice è mancato nel primo tempo. Poi quando nel secondo tempo è riuscito a riprendere la partita, forse è stato un momento, ma il Pordenone poi si è ritrovato e ha fatto, credo che alla lunga se la sia meritata questa vittoria il Pordenone. Allora complimenti al Pordenone che passa al Franchetti 8-5 quando mancano 3 secondi. È stata una partita bellissima, non se ne sono mandate a dire, è stata veramente una partita dal primo all'ultimo minuto con il Pordenone che si porta a casa i 3 punti. Io ringrazio mister Antonio Candeo, ci vediamo tra 2 settimane, me l'hai promesso, sei qua, ok, anche perché altrimenti tutti in diretta, lo sapete, deve venire mister Antonio Candeo. Sempre volentieri qua. Ringrazio Marino Boato dalla regia, veramente tutto qui bello al Franchetti, passa il Pordenone 8, Mestre Fenice 5 e noi ci vediamo qui sui canali YouTube della Divisione Calcio 5 per tutta la Serie 2 Elite.